Nell'approfondimento di oggi del nostro telegiornale parliamo di Sardex, la moneta complementare locale nata in Sardegna, che adesso ha superato anche il Tirreno perché è arrivata anche in altre regioni d'Italia. Lo facciamo con Laura Fois, referente operativo della nuova carta Bisù Sardex. Sardex oggi è un'azienda consolidata con più di 50 dipendenti e anche uno strumento al servizio di più di 4.000 imprese in Sardegna. Ma da quest'anno, da questo mese anzi, c'è stato il lancio di Sardex Bisù, il programma dedicato ai consumatori sardi. E quei 100.000 consumatori sono proprio i sardi che aspettiamo che utilizzino anche loro i Sardex. Anche perché Bisù nasce per le associazioni che in questi ultimi anni hanno sofferto molto della carenza dell'apporto pubblico nella gestione appunto delle loro attività, e quindi sostanzialmente questa carenza potrebbe essere appunto sopperita da Sardex Bisù. Sì, perché Sardex Bisù funziona in un modo per cui i consumatori possono ottenere dei crediti Sardex. Ricordiamoci, un Sardex equivale a €1 dagli esercenti iscritti al programma, per cui c'è un anno di tempo per spendere questi crediti oppure per donarli alle associazioni del circuito, che sono onlus, associazioni sportive, culturali. È una leva in più per loro, una sorta di crowdfunding. Certo, perché possono. Devo dire che abbiamo scelto Bisù perché in campidanese significa sogno. Allora diremo Bisù per sempre. Esatto. È campidanese. Era il sogno dei fondatori, quello di rimanere in Sardegna, trovare un lavoro in Sardegna e dare anche l'opportunità alle imprese di mantenere salda la propria economia, un'economia che avesse radici in Sardegna ma anche con un'aspirazione globale. Sardex ha la missione di promuovere e incentivare l'economia locale, però abbiamo visto che il nostro modello è stato studiato, è stato richiesto anche da alcuni politici, ma anche nelle altre regioni d'Italia è già realtà il circuito. In che modo siete entrati nelle altre regioni? Ci sono imprenditori locali nelle regioni, stiamo parlando per esempio di Liguria, che è l'ultimo arrivato, ma anche del Piemonte, l'Emilia Romagna. Si costituisce il circuito con imprenditori rigorosamente locali e noi ovviamente diamo il know-how, quello per cui anche a livello internazionale ci chiedono di replicare il modello, e l'internazionalizzazione è una delle altre ambizioni del 2019. Ambizioni del 2019, partendo anche da un presupposto, spieghiamolo ai telespettatori, che sostanzialmente il Sardex, a differenza dell'euro o del dollaro o delle altre monete, non è una moneta che può essere risparmiata, in quanto per quello ognuno guadagna e magari mette da parte. Ecco, con Sardex c'è una circolazione continua del Sardex, cioè è utilizzato esclusivamente per circolare. Questo è il valore aggiunto di Sardex, che sostanzialmente poi crea anche un notevole impatto sociale, perché siete molto interessati anche al terzo settore, non a caso. Sì, pensi che il Sardex circola 10 volte più velocemente dell'euro. C'è una rete d'impresa sostanzialmente in cui si scambiano beni e servizi senza utilizzare l'euro, quindi c'è quel risparmio di liquidità, quel potenziale inespresso che invece viene esploso dalle imprese, che permette appunto una circolazione molto più veloce. Gli investimenti sono più rapidi anche perché non abbiamo tasso di interesse. Certo, non avendo tanto interesse, le imprese sono molto interessate, sono 4.000. Sì, sono più di 4.000, in più abbiamo anche più di 2.500 iscritti, ovvero il personale delle aziende iscritte al circuito, quindi anche i dipendenti di queste aziende spendono i Sardex. E adesso con Sardex Bisù Sardex non è più solo uno strumento al servizio delle imprese, ma entra nelle tasche di tutti i consumatori sardi. Entra nelle tasche dei consumatori sardi e viene utilizzato anche, abbiamo visto prima nelle immagini che c'era anche Diablo dei Sicchi, perché
Se non sbaglio il suo prossimo album verrà prodotto interamente in Sardex. Tra l'altro venerdì scorso abbiamo fatto un bellissimo evento con i Siki in Exma, per cui 100 possessori della carta Bisu hanno potuto ascoltare in anteprima il nuovo disco che uscirà a novembre. Non facciamo solo economia reale, soprattutto con Sardex Bisu mi piace pensare che stiamo facendo economia civica. E funziona in maniera molto semplice. Presentando la carta presso le attività aderenti al programma Sardex Bisu, di fronte a un pagamento in euro il consumatore guadagna una percentuale di Sardex in base alla percentuale stabilita dall'esercente. Certo. La carta è gratuita per i consumatori. Sono già diverse le associazioni che hanno utilizzato il circuito commerciale, poi ho visto che l'associazione culturale Schizzo, Riccardo Pinna, ha detto che praticamente Sardex ha dimostrato di essere col B2B, cioè il business to business, di saper creare appunto questa sostenibilità che potrebbe essere un modello applicabile appunto anche al terzo settore, quindi anche a quelle associazioni che fanno effettivamente del bene alla società. Sì, le associazioni con i Sardex abbiamo visto in tutti questi anni hanno potuto sostenere spese importanti quando hanno organizzato dei festival, e adesso con Sardex Bisu i consumatori possono essere ulteriormente generosi con le onlus, le associazioni sportive, culturali, sociali, dare un ulteriore aiuto a realtà che poi ci riguardano, perché chi non fa parte di un'associazione, per esempio, siamo tutti dentro, io faccio parte di una società sportiva che ovviamente ho iscritto a Sardex, e stiamo ottenendo importanti aiuti da parte delle imprese. Abbiamo nuovi palloni da basket, abbiamo le nuove divise, i borsoni, è un aiuto enorme.